Bene, allora come immagino tu abbia già capito, siamo abbastanza lontani da casa, ci siamo fatti circa un 600 km di macchina e siamo in Svizzera. Siamo venuti in macchina fino all'Alpe di Cruina, dove abbiamo lasciato l'auto e siamo saliti in circa un'oretta di camminata alla capanna Corno di Gries. Da qui domani partirà il vero cammino e praticamente percorreremo un tratto della grande traversata delle Alpi, dalla capanna Corno di Gries fino a Varzo, attraverso 5 tappe. Passeremo per l'Alpe d'Evero, Alpe Veglia, un sacco di laghi e speriamo, no, anzi di sicuro saranno bellissimi posti, nuovi. Io prima volta che vengo sia in Svizzera ma anche in Piemonte, e per cui sarà sicuramente una bella avventura. Adesso abbiamo già cenato, tra poco andremo a dormire e domani si parte. Bene, abbiamo terminato anche il secondo giorno di cammino, anche se diciamo che questo è stato il primo vero giorno di cammino. Oggi abbiamo percorso circa 17 km, abbiamo fatto un 1000 metri di dislivello positivo e un 1100 negativo. Adesso siamo a quota 2100 metri al rifugio Margaroli, dove passeremo la notte. Quello dietro, qui alle mie spalle, è il lago del Vannino, se non sbaglio, e domani proseguiremo in direzione, diciamo, sud verso l'Alpe d'Evero. Il giro di oggi ci abbiamo messo 5 ore, un po' di meno, 4 ore e mezza di camminata effettiva. È stato bello anche oggi. Prima siamo saliti di quota dal rifugio, ieri dal capanna Corno Gries, abbiamo fatto il passo di Gries e siamo ritornati in Italia e siamo scesi verso il primo lago della giornata. L'abbiamo attraversato, poi siamo risaliti verso il passo di Nefelgiù e poi siamo arrivati qui al lago. È molto bello, si passa da ambienti rocciosi, si vedono i ghiacciai in lontananza, poi si torna su erba. Qui, nonostante siamo a 2100 metri, è molto erboso, anche rispetto al paragone con le Alpi Giulie, dove di erba ce n'è ben poca. Adesso ci siamo già sistemati in rifugio, anche stasera italiani saremo noi e altri 2 o 3, per il resto sono o svizzeri o tedeschi, e diverse persone che abbiamo già conosciuto ieri sera a Capanna Corno Gries sono qui, perché praticamente i giri poi alla fine sono quelli. Quindi adesso aspettiamo la cena, ci siamo già bevuti una birretta, un po' di sdraietto, relax, e tra poco cena e poi a nanna presto, che domani sarà un'altra bella giornata. A domani, ciao!
Bene, anche oggi abbiamo terminato la tappa, siamo arrivati al rifugio Castiglioni. Oggi per noi era la terza tappa della GTA, siamo partiti dal lago di Vannino, da lì abbiamo raggiunto prima il lago di Busin inferiore e poi siamo andati a quello superiore, siamo passati per Bocchetta della Valle e poi siamo scesi in direzione Alpedevero. Abbiamo fatto una deviazione rispetto al tracciato originale. Ieri sera con il gestore del rifugio Margaroli gli abbiamo chiesto un parere, lui ci ha detto che era più scenografico, più bello passare attraverso i laghi di Busin e quindi diciamo abbiamo fatto una deviazione in base al tracciato della GTA, quello tradizionale, quello che viene riportato nelle guide. Con l'arrivo al rifugio Castiglioni si conclude il primo video dedicato alla GTA, ne seguirà un altro dove ti racconterò le prossime 2 tappe e poi il rientro a casa. Per cui io prima di salutarti ti ricordo di andare sotto in descrizione dove troverai le statistiche delle prime 2 tappe che abbiamo affrontato, ti lascerò anche i siti dei rifugi dove abbiamo dormito e insomma un paio di indicazioni per eventualmente replicare questo giro. Io come sempre spero che questo video ti sia piaciuto, ti ricordo di segnarti oppure di andare a vedere anche la seconda parte per quanto riguarda la GTA e dai, niente, adesso aspettiamo la cena e noi ci sentiamo nel prossimo video. Ciao, a presto!